Oltre 300.000 i fedeli al Parco di San Giuliano per la grande messa celebrata da Benedetto XVI in occasione della visita pastorale a Venezia. Un evento storico per una città che Papa Ratzinger definisce la perla dell'Adriatico, in un territorio, quello del nord-est, crocevia di culture, lingue e religioni. Dopo la liturgia tra la folla festante, il Papa si è trasferito scortato da attenti e discreti mezzi di sicurezza, prima a San Marco e successivamente alla Basilica della Salute, sempre accompagnato dal cardinale Angelo Scola, a bordo di una grande gondola bianca, la Dogaressa, come fece anche Giovanni Paolo II nel 1986. La giornata si è quindi conclusa proprio in Basilica, con l'incontro con i rappresentanti del mondo della cultura, dell'arte e dell'economia veneziana.